oggi una grande settimana per il Piemonte, una grande settimana per tutto Cavour. Inizia Tutto Mele 2023, inizia con la musica della banda alle spalle e noi con le telecamere di Casa Piretti andremo a conoscere qualcosa di questa Tutto Mele. Mauro, qua siamo in piena fase operativa per un prodotto che è un'eccellenza di Cavour, che è la frittella di mela. Ma qual è il segreto di una buona frittella, della vostra frittella, se possiamo dirlo, della vostra frittella? Non c'è nessun segreto, se uova, farina, zucchero e latte e di conseguenza poi lavorando in massa così il prodotto viene meglio. Quante frittelle stimate in una giornata come questa? Beh, sui 2 punti siamo mediamente sui 3.000 porzioni. 3.000 frittelle? L'anno scorso sulle 2 domeniche, sulle 2 weekend abbiamo raggiunto le 10.000 porzioni. Tutte fatte dai vostri volontari, pronti qui a friggere, tagliare. Grazie per tutto ciò che fate, davvero grazie. Signore belle, me lo fate un saluto in telecamera? Piano che altrimenti poi quello va chissà dove. Saluto. Andiamo proprio a vedere il procedimento della frittella. Partiamo da questi 2 baldi giovani che sono, voi, il vostro compito qual è? Tagliare le mele, poi togliere il torsolo e poi lui... Tutto il giorno così? Tutto il giorno così, è un po' una noia, però si fa. Si fa per Cavour, si fa questo e altro. Bravi ragazzi, buon lavoro, buon hobby, perché poi so benissimo che non è un lavoro, però è una passione. Invece poi abbiamo, quindi la mela viene sbucciata e tagliata, poi passa qui e qua cosa ne facciamo? Facciamo le pastelle per le frittelle, per la mela. La pastella, vediamo un po' come... no, questo è solo il procedimento della pastella, invece qui... Montiamo la neve, sempre per la pastella. No, mi fai cassetto. No, niente, no. E d'altra parte, insomma, sì, è obbligato a parlare di che cosa. Come si chiama, signora? Pina. Pina. Da quanto tempo fa la volontaria per la Proloco? 2-3 anni. Ah, bene. Quindi qua facciamo la pastella e poi passiamo qua da questa signorina che si chiama? Buongiorno, Laura. Laura, a te il compito di? Passare la frittella di mela nell'impasto e buttare nella friggitrice. Wow! La collega, lei gira frittelle tutto il giorno? Tutto il giorno, sì, giriamo, cuociamo e cerchiamo di non bruciarle. Bravissimi! Stesso procedimento qua, anche perché bisogna essere operativi, perché qua la richiesta è alta, vero signora? Sì, c'è sempre la coda qui che aspetta per mangiare frittelle. Come si chiama, signora? Io mi chiamo Rita. Rita, da quanto tempo è in Proloco? Da quanto tempo fa frittelle? 20 anni. 20 anni che frigge? Sì, ho già imparato adesso. Brava Rita, grazie. Io direi che potremmo iniziare così l'intervista, con un brindisi a questa grande Tutto Mele 2023. Presidente da Proloco, quindi... Sì, abbiamo aperto un quarto d'ora fa, inaugurato ufficialmente la 44esima edizione di Tutto Mele. Qua vicino abbiamo Giulio, quello che c'era già 44 anni fa. Quindi alla prima edizione Giulio c'era. Poi... Giulio, mi viene una domanda, ma... La prima edizione, come voi fate, bevete pure. È la prima edizione di Tutto Mele. Vi sareste mai aspettati? Beh, questa è una bella idea. Vi sareste mai aspettati questa evoluzione di questa festa? No, assolutamente. Era partito come un gioco, come uno scherzo, volevamo fare qualcosa di diverso dalle solite feste patronali. Abbiamo lanciato anche il menù a base di mele che tutti ci dicevano voi siete matti. E dopo 44 anni siamo ancora qui.
Poi vi faccio bere, farò il brindisi con voi, però ancora una domanda. Quanto tempo, quanti giorni di lavoro servono a una Proloco per preparare un evento come questo di Tutto Mele? Ma ormai siamo al giro dell'anno, perché vabbè, è a novembre, quindi cosa succede? Che le fatture sono a dicembre, gennaio, quindi si fanno i bilanci a gennaio, febbraio. Nel frattempo a febbraio, marzo devi già prenotare le orchestre, devi già pensare allo slogan, devi già pensare a chi invitare come ospiti. Marzo, aprile, maggio, poi ci sono già le programmazioni per gli stendisti, quindi pianificare le strutture, i capannoni, dove andare a occupare gli spazi. Poi arriva luglio-agosto le prime domande dei permessi, il piano di sicurezza a settembre, quindi oramai è diventato Un lavoro a tempo pieno Tutto Mele. Abbiamo parlato di stendisti, adesso quanti stendisti sono previsti? Allora, come stendisti commerciali nell'area chiusa sono più di 200 stand e poi ci sono altrettante 200-250 bancarelle di prodotti di vario commercio. Quest'anno abbiamo aggiunto anche gli hobbisti. Allora, adesso andremo a conoscere, non riesco tutti, ma buona parte di questi stendisti, buona parte di questi hobbisti, ma prima facciamo un brindisi a questa Tutto Mele 2023. Voilà. Grazie. Com'è la frittella? Com'è? Buonissima. Belle calde? Bella, fragrante, buona, senza zucchero. Senza zucchero. Perché lo zucchero rovina un po' Un po' i denti. Oh, Me l'assaggia così in diretta, dai. ok. Come si chiama lei? Ramello. Da? Arturo. Arturo da? Danone. Danone qui a Cavour. Bravo Arturo, arrivederci. Ciao. Fermi tutti, perché? Pesa di più. Hai la possibilità di rifarti. Allora, ti faccio un'altra intervista, un indovinello, ok? Allora, ci sono Gina e Maria. Gina è la mamma e Maria la figlia, ok? Gina per pulire casa ci impiega 3 ore. Maria per pulire la stessa casa ce ne impiega 6. Se lavorassero insieme, quante ore ci mettono? Potete suggerire. Quanto ci mettono? No, non ci mettono 9 ore. 2? 2? Oh, stavolta la risposta esatta. Meglio su Maria e Gina che sul... Complimenti, che sui kiwi e le mele. Come stiamo messi qua, ragazzi? Banco di beneficenza, siete pronti per... Senti, allora facciamo così, un biglietto 2 euro, 6 biglietti 10 euro, io ho la mia contabile che si chiama Alessia, vai che proviamo a tirare 2 biglietti, dai, 2 biglietti qui, vinciamo subito il primo premio che... Cioè... Sicuro, lo dici tu. Prima ho incontrato il tuo nonno. Ah, me l'hanno detto. Mi ha detto che, allora, visto che c'è Piretti, non scendo in piazza, hai detto, eh? Dai, un biglietto, uno solo. Cosa siamo così tirchi oggi? Ma tira fuori 20 euro, 30 euro, 40 euro. Lui è tirchio, ma sta usando i miei soldi. Tirchia, no? Ah, ti sembro tirchio? Ma ti sembro tirchio? Ho un biglietto solo, quindi. Non ne ho dietro. Dai, vediamo cosa si vince. Cosa si vince, perché Casa Piretti vince sempre. Una pasta, così stasera si mangia, vedi? Avevamo un dubbio su cosa cucinare stasera, è arrivata la pasta. Un altro biglietto per il sugo. Se prendiamo il sugo facciamo proprio... Scelgo io? Sei sicura? Ultima volta ho vinto il primo premio, Un po'. Comunque ragazze, complimenti per tutto ciò che fate per Cavour, perché questa è un impegno stare qui dietro, anche se è un divertimento, però senza di voi la stufetta, la scopetta, sì, quella ti serve perché così facciamo la pasta, le briciole vanno via. Ragazze, ragazzi, buon Tutto Mele, ci fate un super saluto in camera, tutti su le manine, voilà! Grazie, ciao! Una cosa particolare è che il centro proprio di Cavour, tutte le attività commerciali vanno a esporre i loro prodotti. Come ha fatto? Come ti chiami? Mersia. Mersia, come hai fatto tu? Mi ci spieghi cosa c'è qui davanti? Cosa abbiamo? Sfogliatine di mela con la sfoglia, crema pasticcera e la mela tagliata a fettine, il capriccio di mela che è una mela intera avvolta nella sfoglia con della marmellata di albicocca.
Poi abbiamo i vostri, la tarta con le mele, cioè, morbida alle mele. giustamente tutto a base di mela. Come cambia l'attività commerciale in una settimana come quella di Tutto Mele? Pure c'è la titolare. Ah, c'è la titolare, ma andiamo a conoscere la titolare. Andiamo a conoscere la titolare per una domanda fondamentale per Tutto Mele. Niente prove, come cambia l'attività, la tua attività in questa settimana? Allora, è stata molto intensa in realtà già dai giorni prima, perché ovviamente noi dobbiamo fare la preparazione, quindi ci dedichiamo a fare, che stiamo ancora finendo di incartare, panettoni, panfrutti, poi abbiamo fatto delle paste di melica, quelle sono un po' più classiche, dagli amaretti morbidi alla mela. Il protagonista è sempre la mela. Gelato. Anche il gelato alla mela! Dov'è? Dov'è il gelato alla mela? Eccolo lì, variegato con mela e frolla. Spettacolare, senti, io vedo un cucchiaino qua, sai cosa devi fare, vero? Perché ragazzi, il gelato, per me, cameraman lì concentrato, il gelato alla mela mi mancava, quindi... Non si può non assaggiare, soprattutto a Tutto Mele. È molto gustoso. Wow, spettacolare, grazie e buon Tutto Mele. A voi, grazie mille, buona fiera, anche a voi, buon lavoro. Grazie. Sergio Paschetta, sindaco di Cavour, inizia oggi Tutto Mele 2023, la settimana più importante per Cavour. Sì, esattamente, questo è un appuntamento con la manifestazione che è il fiore all'occhiello della nostra cittadina. In questa manifestazione andiamo a mettere in mostra quello che è il prodotto della nostra agricoltura, quindi ne siamo estremamente orgogliosi. È una grande festa e soprattutto appunto una vetrina del grande lavoro che le aziende agricole compiono ogni giorno con grande sacrificio e spirito di dedizione. Quante persone attrae una manifestazione come questa? Dunque, il numero preciso forse non è mai stato rilevato, però stimiamo sui 200, oltre 200.000 visitatori, 250.000 visitatori che nell'arco della settimana vengono, visitano gli stand che espongono i nostri prodotti, gli stand commerciali, visitano la nostra cittadina, hanno modo di conoscere anche le peculiarità del nostro paese, che sono poi anche belle da venire a ritrovare durante il corso dell'anno. Ma sì, facciamo l'intro insieme perché leggo ufficio fiera. Chi sei? La figlia della signora che la organizza. La figlia della signora che organizza, certo, non è che poi... Siamo pronti? No, ma devo farlo davvero. Lo stiamo già facendo, guarda, c'è la telecamera. Quando la lucina è rossa è perché stiamo registrando, siamo in diretta. Quindi siamo pronti per questo grande evento? Sì. Beh, però almeno siamo qua col sorriso. Andiamo a vedere un po' di stand. Tu resti qua, vado da solo, va, facciamo così, va bene? Ciao, grazie. Un'amica di casa Peiretti. Scusate, un'amica di... un'amica di casa Peiretti. Allora, anche tu qui a Tutto Cavour, Mele. a Tutto Mele. Perché? Perché abbiamo iniziato un progetto con questa location. E allora no, aspetta, entriamo dentro lo stand, facciamo un po' di pubblicità a questo progetto. Parlo con... Ma vieni qua anche tu. Vieni qua anche tu. Allora, raccontateci dove sono e perché. Allora, noi siamo assolutamente sul territorio, siamo qua oggi in esposizione a Tutto Mele perché abbiamo una location qua vicino, sotto il comune di Cavour, dove c'è un allevamento di cavalli e noi facciamo come professione principale allevatori cavalli e vendite cavalli e abbiamo ristrutturato la casa dell'allevatore, infatti l'abbiamo chiamata Horse House, ed è una location esclusivamente per eventi che possono essere eventi aziendali o matrimoni. In questo caso stiamo collaborando con il catering Vilma Elio, amici di Rete 7, amici di Casa Peiretti. E allora in collaborazione con loro organizziamo questi eventi. Sono aperti naturalmente a tutte le persone che vogliono fare o aziende che vogliono fare eventi sul nostro territorio e in particolare, come dicevo, matrimoni. E quindi sei pronta a mettere a disposizione la vostra arte nel fornire del cibo strepitoso legata insieme al vostro spazio che è altrettanto bello. Quindi io direi che
abbiamo dato un bel messaggio a casa, coppie all'ascolto, invece dalle altre parti contattate qui che si chiama La Laurenzia e buon matrimonio e voi buon lavoro. Grazie. La cosa bella passeggiando qui in tutti i stand che molti di loro sono stati protagonisti su Rete 7, protagonisti di Casa Peretti, come i nostri amici Bonino Tende. Ciao! Anche voi qui alla fiera di Tuttomele. Molto bene, tu tutto a posto? Raccontami qualcosa delle aspettative di questa fiera, ma soprattutto hai qualche super novità da proporre? Super novità non tanto, ma quella pergola lì è una cosa bella da proporre, perché è una cosa che va bene per passare il sole, passare l'aria. Parliamo di caldarrosta, è una buona caldarrosta, morbida, cremosa, quanto tempo deve cuocere? Un quarto d'ora. Un quarto d'ora? Sì. E vanno girate quanto? Spesso. Spesso. Io sono qua per... ecco qua abbiamo quelle appena messe, fra un quarto d'ora saranno così. Io sono qua per fare un controllo qualità. Bene. Quindi scegli la più bella. O anche, sono tutte belle, vero? Sì. Va bene, vai, eccola qua, vedi? E la mamma? No, è un'amica stretta di famiglia. È un'amica di famiglia, va bene, com'è? Ragazzi, buona fiera, viva la mela, ma anche viva la castagna, perché non castagna, è sempre la castagna. Ciao! Io adoro quando sento le persone che proprio si fanno sentire. Come ti chiami? Ercole. Ercole da? Biancavilla. Dove rimane? Catania. Ma dice dell'Etna. sei qua proprio in questa settimana per esporre i tuoi prodotti pazzeschi. Dai, facci una carrellata, vai. Miyagawa, melograno, limoni, fighi d'India e clementini. Quando cammini tra la gente, ve lo spiego, ci sono due tipologie. Quelli che vedono la telecamera e cambiano paese, no, vi garantisco, e invece altri che come lei, con questo sorriso, dicono ripeti. Buongiorno! Ah, che bello! Raccontateci un po' di cosa fate qui a Tuttomele. Zabaione al marsala, giorno d'uovo, zucchero marsala, originale, puro, sano, buono, gustoso. Quindi originale, puro, sano, buono, gustoso e mo lo assaggio però. Conviene. Sono qua apposta, scherzi, fammi assaggiare un po' il vostro zabaglione. Siete qua tutta la settimana, vi possono trovare a Tuttomele, i nostri amici di Rete 7. Adesso hai mai condotto una trasmissione? Vai, provaci. Ecco. Vai, no. Come si fa l'assaggio? Allora, com'è questo zabaione? Mi dica. È fantastico, venite a trovare questi due ragazzi a Tuttomele perché ne vale la pena. Grazie mille. Subito dopo tutte le attività commerciali, il grande Palatenda chiude con una zona adibita allo street food e quindi adesso vi faremo vedere un pochettino di questo street food. Partiamo da... Posso fare due domande? Sì, perché con quel sorriso non mi dice di no. Permesso, scusate. Con questo sorriso, lei ha un sorriso stupendo, salve. Raccontateci qualcosa di cosa fate in questa settimana qui a Cavour. Noi facciamo le patate ripiene, farcite, cotte al forno, ci chiamiamo la patata tira. E lo dice a me. Certo, lo dico anche a tutti loro che ci ascoltano. Quindi a Cavour la patata tira, ne abbiamo una pronta qua da far vedere ai nostri amici, forse no. E allora, tutte sul momento, quindi vi abbiamo creato curiosità, venite a Cavour a trovare qui. Le foto anche sul menù. Allora ne avete due foto, perché la patata tira, bravi. Si mangia, si beve e si gusta è il vostro slogan. Schiaccia anche. Schiaccia, Tutto. Sì, tu va bene. Soprattutto si schiaccia. Raccontaci qualcosa di ciò che stai preparando per cena, perché tra un po' arriveranno... Innanzitutto stiamo preparando le schiacciate, sono di vari gusti, se vedi ci sono i vari ingredienti. Il panino con lampredotto. Il panino con lampredotto, adesso lo prepariamo. Ricordo che potete trovare il panino con lampredotto esclusivamente a Tuttomele 2023 qui a Cavour, fino al 12 di novembre. Da Schiacciala. Schiacciala, eccolo lì. Wow. Panino, lampredotto, bagnetto verde,
Beh ragazzi, e poi? Piccante. Che non guasta mai, lo dice a uno che vive di robe piccanti. E poi si mangia. Ah no, c'è il segreto, attenzione. Ah, lo puoi dire? Lo puoi dire? Andiamo a pucciarlo. Si puccia. Signora sta mangiando una caramella. No, non le metta via, me ne dia una. Va bene. Cioè, ma lei mangia da sola così, no? Una caramella. Da dove viene, signora? Da Settimo, torinese? Qui per tutto mele? Sì, Tutti gli anni. Cosa si aspetta quest'anno rispetto agli altri anni? cosa mi aspetto? Vedere... Buona! Vedi? Vedere delle cose che tutti gli anni vedo. Mi piace. Le piace? Come le mele. E questi due giovanotti alle spalle sono i figli? No, non sono i miei. Sono? Non li conosco. Non li conosco. Va bene, due così. Il marito, come si chiama il marito? Piero? Piero, da quanto tempo state insieme? 33 anni. T'ha conquistato lei o l'hai conquistata tu? Mi ha conquistato lei. Come? Con la bagna cauda. Beh, ci credo. Quindi, allora signora, ascolti, io sono un fan della bagna cauda. Adesso ci scambiamo i numeri. La prossima volta che le fa, mi invita, vero? Va bene. Io vengo con le telecamere, registriamo il procedimento della bagna cauda. Ok. Grazie e buona fiera. Ciao, ciao, ciao. Finisce qui questo mini speciale di Casa Peretti su Tutto Mele 2023. Non andiamo oltre perché vi invito a venire qui a Cavour e godere di questa fiera eccezionale con tante cose buonissime da mangiare, tante cose interessanti da acquistare. Insomma, questa è Tutto Mele 2023.